acustica e anche come dire che ci permette di cogliere poi le varie sfumature, diciamo tu da batterista in questo caso diventi cantautore, il tuo batterista diventa bassista, c'è Sì, trasformismo diciamo su questo palco trasformismo, ed sì. è Siamo nel bene, paese giusto, è quindi. bella questa cosa qua. Allora hai detto cominciamo con l'altro pezzo, cioè con un'altra canzone, nel senso che adesso ci fate sentire quelli che sono stati singoli che hanno Vabbè, va bene, che hanno- lo facciamo. Immagino io che ormai sono diciamo, un appassionato di scalette. Questo Va era il bene, pezzo per scaldarsi perché per avete scaldare la le voce. voci, che tutta quanta la roba. Sono tutti brani in inglese, ho notato. Tutti i brani in Sì, inglese, sì. brani in inglese perché ti piace così. Ho militato in una band che ha suonato prettamente in Inghilterra per anni e mi si è riempito il computer di roba in In inglese. inglese, e poi è giusto così, uno si tiene sempre pronto con l'altra lingua che è anche più diffusa, giustamente, di questa qua Sì. nostra. Va bene, allora il prossimo brano come si intitola? E facciamo Paper, Paper, che è il primo singolo, quello che che ho il primo lanciato segno che già mesi fa. è uscito qualche mese fa di questo nuovo progetto Alex Cherry, ce l'abbiamo qui però in versione mai sentita perché è soltanto chitarra e basso e due voci. Vai. Second gold, four silvers, whatever never it take. Making your own as a fella, kind of a wall and a wall. Following the useless moments, what's like a lazy, you're so far. Shortcuts and focus, you shopping bones and fortunes. Running your life is a liar, mashing your ships, you must go. Pray your depths in the seas and pray on the Lord's on my trust is in paper. Paper. No, is the only thing we believe in. Trust is in paper. Carry me all of the money, you're the one that I've trust. I'm praying the gold that gives no from more than I fell and return. Pray your depths to the vampires, pray your gold as I must suffer. Trust is in paper. Trust is in paper. Cycling kites. Oh, open it to the ones who save life by soaking fire. Oh, open it to the ones who save life by shaking hands. Oh, a fucking stone, I'm much gonna start. Oh, it's a night. Trust is in paper. Paper. Oh, it's the only thing we believe in. Trust is in paper. Alex Cherry, oh adesso Alex, questa era Paper, sentite in questa versione un po' particolare. Ti lasciamo prendere un attimo fiato, penso per una giusta causa che interesserà magari anche voi, perché stiamo parlando di quella che cos'è la prima mostra a mercato?
la prima mostra mercato della canapa, Canapissima, il 12, 13, 14 ottobre a Torino, allo spazio MRF, ma io non è che ne posso parlare così, perché io qui c'ho uno degli organizzatori, signori e signori, facciamogli un applauso a Lorenzo. Sì, è la prima a Torino. Queste manifestazioni sono da anni che in Italia, ma a Torino non l'abbiamo ancora fatta, ci abbiamo pensato noi, o ci stiamo provando quantomeno. Eh, Saranno 3 giorni di, vedo, di esposizione, quindi vendita. sì, diciamo che il mercato adesso è tutto concentrato su un singolo prodotto, noi invece cerchiamo di dare uno spettro un po' più ampio, anche perché la canapa si merita questo rispetto, secondo me. Non tutti conoscono il suo passato, ma speriamo che in futuro cambi qualcosa. E oltre a queste infiorescenze che sono sulla bocca di tutti in questi ultimi tempi, ci saranno anche... Cioè, da tempo, non soltanto. Sì, ma ora è legale, ne possiamo parlare anche io e te davanti a tutti. Cioè, che è stata una cosa che, come dire, che una volta non era legale, poi è diventata illegale, poi sai, Non era legale, cioè era legale, l'hanno demonizzata, non è che era diventata illegale, proprio demonizzata e adesso stiamo tornando a rispettarla. Nel resto del mondo stanno legalizzando ovunque, noi qua siamo sotto lo 0,6, però speriamo di cambiare. non solo, anche perché poi ci sono tutta una serie di prodotti che insomma che bioedilizia e quant'altro, insomma ci si apre, scusate le parole, con la canapa ci si apre al green, è chiaro che ci si apre al verde, speriamo. Il green era Lorenzo praticamente, adesso, sono battute che noi ricordiamolo, 12, 13, 14 ottobre lo ricorderemo ancora più avanti, ma voglio che in radio si sappia per tempo. Lo spazio è quello di Corso Settembrini, vogliamo spendere 2 parole, è un po' più... Cioè, Vecchio capannone Fiat, rappresenta Torino in tutto e per tutto e quindi mi sembrava il posto giusto dove iniziare questa nuova avventura. gli orari ricordiamolo, dalle 15 fino alle 20 praticamente, e venerdì. Il sabato dalle 11 alle 22 e la domenica dalle 11 alle 19. Ci saranno conferenze, workshop, laboratori e chi più ne ha più ne metta. Va bene, allora tanto lo ricorderemo ancora, ma intanto grazie Lorenzo per averci segnalato questa importante, diciamo, manifestazione che si terrà. Allora Ale, scusa se ti abbiamo così, però immagino che sia un argomento anche, come dire, che anzi andremo insieme magari a visitare questo padiglione. Ci eravamo fermati al paper, infatti io poi sul paper, capito, sono arrivato un po' più in là, siamo arrivati a parlare così di canapa. La prossima canzone invece come si intitola? Men at Work. Uomini alla... Che era anche un gruppo adesso degli anni 80, ti ricordi? Men at Work, un gruppo australiano. Lo so che qua però vedo che qualcuno dei più, diciamo, spalati, più antichi sicuramente li ricorderà, ma non è il gruppo. Questo è il titolo del brano di Alex Cherry, Men at Work. Belts souls must get back to work. Illusions, life and time control. We are men at work. Rest, no love, no rain. We can lapse. The more I gain, the less I feel myself. The more I learn, the less I find a clue. When I'm at work, sign of vital strength, we collapse. Just like a stream, the spirits have no sound. Start from leaving us alone. It's like a surface stops to cast its light. Oh, am I the only one who sees? Belt souls must get back to work. Illusions, life and time control. We are men
inside of violet strings. It's like a scream for spirits down, no sound. It's our pride leaving us alone. It's like a sword that stops to cast its light. Oh, oh, am I the only one who sees? It's like a scream for spirits out, no sound. It's our pride leaving us alone. It's like a sword that stops to cast its light. Oh, oh, am I the only one who sees? Alex Cherry, questa